Si arricchisce di un nuovo capitolo alla battaglia sugli autovelox della tangenziale di Treviso. Un braccio di ferro che vede contrapposti Comune da una parte ed un motociclista dall'altra che attraverso il suo legale ha presentato ricorso dopo una multa sostenendo l'imprecisione ed un utilizzo non consono dei rilevatori fissi di velocità. Si sono susseguite prove tecniche, addirittura denunce da parte del Comune, ma oggi a pronunciarsi è la Corte Costituzionale e la sua sentenza è destinata a costituire un precedente importante. È stato stabilito infatti che le multe effettuate da apparecchi non periodicamente revisionati sono da annullare, questo in base all'incostituzionalità dell'articolo 45 del nuovo codice della strada, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature per l'accertamento dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura. L'amministrazione aveva affermato che la normativa non imponeva la taratura, comunque loro l'avevano fatta un'ultima volta, mi sembra nel 2012. Ecco, dopodiché non avevano più fatto nulla, appunto avvalendosi di questa presunzione di legge. Migliaia e migliaia di automobilisti multati restano quindi ora col fiato sospeso e incrociano le dita. La conseguenza pratica è innanzitutto che gli automobilisti che hanno pagato non potranno chiedere indietro nessun rimborso. Viceversa però tutti coloro i quali hanno ricevuto in questi giorni un verbale di questo genere potranno legittimamente fare l'opposizione al verbale. Come si può immaginare, la decisione della Corte avrà conseguenze vaste. Deciso a dare battaglia infatti anche il Codacons. In base alla sentenza della Corte Costituzionale, le multe elevate da autovelox non sottoposti a verifiche sono da considerarsi nulle, spiega il presidente Carlo Rienzi, paventando così uno scenario senza precedenti e annunciando una valanga di ricorsi da parte di automobilisti in tutto il Veneto.